Andiamo ancora un po' più avanti per la prossima domanda, che è sempre quella di carattere provocatorio, ma più che provocatorio per dare una risposta a un cittadino che diceva che voi avete sbagliato. In pratica adesso io sto inquadrando la bandiera del 150° che avete utilizzato qui al centro commerciale, mi ha mandato un'email dicendo che avete invertito i colori. Io, per dire la verità, ho fatto una piccola ricerca e anche qua voi l'avete specificato dicendo che Cispadania era colore rosso, bianco, verde. Ecco, però inquadrando anche quello lì in parte invece si vede che è sempre il verde primo. Allora, no, assolutamente non sono d'accordo con quello che sta dicendo Battiston, in quanto, se lei può notare, questa è quella della Repubblica Cispadana, il colore rosso è in senso orizzontale ed è messo per primo. Ma al di là di questa sterile polemica, che secondo me è relativa, è sempre un tributo a quello che è stato e a quella bandiera che è stata spiegata per la prima volta. Anche noi ne avevamo una che era stata in senso orizzontale, che era stata spiegata per la prima volta dai garibaldini. Perché? Sull'orizzontale il primo colore era il rosso, poi veniva il bianco e poi il verde. Probabilmente per questo riferimento storico la scelta aziendale di mettere il colore in questa maniera è stata fatta proprio dall'azienda del io non è che intenda durante una mostra far polemica, ho voluto portare comunque la voce di un cittadino che giustamente chiedeva spiegazione. Io poi lascio ognuno di fare le proprie ricerche e interpretazioni, perché se andiamo a prendere alla lettera quello che dice il cittadino non è proprio infondato, però questo ognuno può trarre le sue... Dal momento che si è voluto scegliere il primo colore, il rosso, era proprio perché la prima bandiera aveva i colori in senso orizzontale e il primo colore era il rosso, poi veniva il bianco e poi il verde. Qua comunque è in verticale, prima il rosso, poi il verde. Basta mettere l'asta dall'altra parte, che della bandiera comunque è un po' tirata per i capelli. Comunque, no, non tirata coi capelli. Se lei inquadra questa, anche io ho tratto come lei da internet questa colorazione delle bandiere, dove è specificato che nel 1797 la bandiera era fatta in questa maniera. Poi successivamente c'è lo stemma dei Sabaudi, che è fatta qua, però in tante altre regioni come il Regno di Napoli aveva lo stesso il tricolore con lo stemma araldico del Regno di Napoli. Qui abbiamo la corona che sta ad indicare il Regno d'Italia e qui nel 48 abbiamo la bandiera così com'è.